La bellezza. Venendo a Matera la bellezza la scopri chilometro dopo chilometro, attraversi Taranto e poi incomincia a decantarsi il paesaggio e a svelarsi in una maniera completamente nuova, per cui è sempre molto emozionante la bellezza che tu vivi in questa città. Per me è necessario costruire un concetto di bellezza e per questo di politica d'amore anche, perché nel rapporto di costruzione del quotidiano ci deve essere un'attenzione alla bellezza. Nella mia pratica ordinaria di ogni giorno c'è sempre un'attenzione alla bellezza, nel senso che mi piace mettere a posto le cose e mi accorgo che in questo mettere a posto le cose c'è una disattenzione e una disabitudine delle persone ad avere attenzione anche per la cosa minima, per lo spostare una sedia e rimetterla a posto. Cioè i luoghi comuni, i luoghi di una comunità dovrebbero essere sempre vocati alla bellezza, nel senso che è un atto continuo di costruzione la bellezza, non è un dono che ci è dato e per cui è scontato che ci sia. La bellezza è un atto poetico continuo di costruzione di una comunità dentro il luogo che abita, no? E per cui la responsabilità di chi è nel luogo nell'accudirlo, nel renderlo bello, nel renderlo un dono per l'altro poi, no? Prima di tutto, un dono per se stessi e un dono per l'altro. Per cui è un'azione continua la bellezza, è un continuo costruirla, perché è fragile. Si può insegnare, secondo me? Si può insegnare attraverso la pratica delle cose, è molto complicato, perché c'è quello che dicevo prima, un dato per scontato le cose. Io odio per esempio i fumatori, per loro è naturale buttare un mozzicone per terra, no? Non mi sono mai spiegato questo atto così scontato e naturale, no? Cioè brutto. Ma perché accade? Perché è scontato che io lo faccia, cioè è nell'educazione comune, per cui educare alla bellezza significa un po' azzerare le consuetudini, no? Io mi accorgo, per esempio ti accennavo prima a questo rapporto che ho con questi ragazzi dello Sri Lanka e mi accorgo che compiendo degli atti di bellezza con loro questa bellezza si trasferisce, cioè se io monto una fonica e metto il filo per bene a non sporcare il pavimento, loro nel momento in cui hanno rimontato loro la fonica che hanno imparato, hanno fatto quegli atti, per cui mi sono detto, vedi? Cioè se tu dai per scontato che il cavo sia a terra in disordine, ma se tu compi quell'atto di cura, quell'atto di cura diventa un dono, no? Un modo di fare comune, condiviso. Tu lo vedi come un aspetto oggettivo o soggettivo quando lo riconosci? È una soggettività che tenta di comunicare all'altro, a diventare soggetto attivo di costruzione di bellezza. Cioè io mi accorgo che tutto è dato per scontato ormai, cioè se c'è questa cosa va bene, cioè la meraviglia è proprio molto faticosa suggerirla. Certo, Matera la meraviglia te la dice continuamente. Io prima venendo ho ricordato la prima volta che sono venuto qua e mi ricordo questi cani che abbaiavano dappertutto no? In questo luogo abbandonato, pieno, abitato dai cani, che era meraviglioso, era straordinario, era selvatico ed era bellissimo. Adesso c'è un'altra bellezza che è frutto di una cura, no? Di un'attenzione a questo luogo e al tentativo di rigenerarlo, di ridonarlo dentro una dimensione. Certo, il rischio è quello che poi tutto questo diventa superficiale, per cui anche qui bisogna fare un lavoro continuo politico di ricalibrare sempre il passo sulle cose, no? Cioè quando sei sul limite di una linea che comincia a declinare, devi essere capace politicamente di rilanciare su un piano della bellezza, però non del consumare le cose, no? Nella tua città invece dove vai quando puoi cercare e trovare bellezza? Io vado nei luoghi laterali,
nei luoghi laterali, perché Lecce come Matera subisce questa grande visibilità, no? In qualche modo, per cui è consumata, ogni giorno è consumata da persone che la attraversano in maniera superficiale, diciamo. Io ho visto molte guide qua, a Lecce ce n'è molte di meno, e ho ascoltato anche alcune cose, c'è una qualità della narrazione della città che è interessante. A Lecce è un po' meno, è un po' più approssimativa, ma quello fa parte pure della salentitudine, diciamo. Però Lecce, diciamo, vive sempre su questo crinale, su questo rischio, no? E poi Lecce non fa i conti sulla ferita profonda che sta vivendo il territorio. Cioè il Salento non è più il Salento di 20 anni fa, è completamente finito, diciamo, è dentro una piaga, una ferita, però questa ferita non viene considerata molto, cioè, mentre è il momento in cui c'è una caduta proprio del concetto di paesaggio, di bellezza, di territorio, per cui bisogna ripensare molto tutto, diciamo.